Un porto minato su cui nessuno vorrebbe transitare, che oggi, con la chiusura delle offerte di transazione ai soci che hanno visto precipitare il valore delle azioni, è stato parzialmente bonificato. Veneto Banca e Popolare di Vicenza presentano i risultati di un lavoro durato mesi che ha convinto quasi il 70% degli azionisti e che significa aver sventato azioni legali per almeno 2 miliardi e mezzo di euro. Ma ora bisogna superare lo scoglio della valutazione delle autorità europee per l'accesso al salvataggio da parte dello Stato. In parallelo avanzano le azioni di responsabilità. BBV ha presentato un dossier con un conto di 2 miliardi nei confronti di 32 ex amministratori e manager. Veneto Banca sta ultimando gli atti, ma nel frattempo un'inchiesta della Procura di Roma ha già ipotizzato operazioni sospette per 500 milioni di euro. Essere riusciti a portare a termine un'operazione complessa, unica nel panorama bancario italiano, certamente è non solo un motivo di soddisfazione, ma anche un segnale forte che la strada che abbiamo intrapreso è quella giusta. Adesso la strada è ancora in salita, questo esame da parte della Digicom per il salvataggio da parte pubblica ha delle incognite? Che la strada sia in salita per due banche che hanno chiuso i bilanci in questo modo non c'è dubbio, però l'importante è che oggi questa salita sia fatta da gradini affrontabili e soprattutto da autorità che, come è stato detto prima nel corso della conferenza stampa, abbiano una grande capacità di ascolto e anche una grande capacità di interpretare quelle che sono le nostre idee per il futuro. Avete avviato l'azione di responsabilità anche richiedendo i danni a 32 ex amministratori del passato. Che cosa vi aspettate? Ci sono anche altre inchieste aperte, la magistratura sta procedendo? Quello che ci aspettiamo evidentemente è di avere ragione nelle sedi preposte e di poter contare su un cospicuo risarcimento del danno della banca. Per quanto riguarda la magistratura il percorso è in corso, aspettiamo evidentemente con grande interesse il completamento delle indagini e le decisioni che assumeranno i magistrati. Siete indietro rispetto a Banca Popolare di Vicenza sull'azione di responsabilità, ci sono novità e che tempi avete? È un'azione molto lunga con tante operazioni e tanti faldoni. Diciamo che essere indietro forse è relativo, l'importante è arrivare per tempo e con tutte le carte a posto. Quindi che tempi avete? Ma pochissimo tempo, direi, non posso quantificare, ma veramente poco tempo.